Siamo praticamente all'atto finale di una lunghissima annata che ha accompagnato quella che è stata anche l'avventura esaltante del Catania, il ritorno tra i professionisti della squadra allenata da Ferraro e guidata dal nuovo presidente Ross Pelligra. Buonasera a Giovanni Marchese. Ciao Angelo, grazie per essere con noi stasera. Ciao. Grazie ad Angelo Patanè. Ci siamo fatti compagnia quest'anno e poi ritrovo Giovanni Marchese che per me è un'icona, un ricordo di quelli che raccontano le grandi emozioni che abbiamo vissuto nell'ultimo decennio a Catania. Grazie. E saluto anche Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Allora, una serata che ci proporrà di tutto e di più anche, però alle 21 circa avremo un'intervista con il vicepresidente del Catania Grella che diciamo subito abbiamo registrato nel pomeriggio perché stasera avevo un impegno improrogabile, quindi non potrei... Impegno calcistico, questo lo possiamo dire. Impegno calcistico, lo diciamo, dai, sta ad Empoli a vedere Empoli-Juventus. Chissà probabilmente anche per lavoro, potrebbe anche essere questo, e allora l'abbiamo raggiunto. Abita là vicino, e quindi l'abbiamo raggiunto diciamo nel pomeriggio, ci racconterà un bel po' di cose, ma intanto cominciamo questa serata che è una sorta di contenitore, una sorta di riepilogo della stagione, tireremo le somme e ci proietteremo anche io non penso che sia un contenitore del passato, ma probabilmente cerchiamo di proiettarci, così come il Massimino, cioè lavori in corso, noi proveremo, vedremo anche le immagini proveremo a fare i lavori in corso del Massimino senza soldi al posto dei dirigenti del Catania. Esattamente. Allora, visto che parliamo di futuro, Giovanni, parliamo subito di te, così magari ci racconti cosa stai facendo, perché so che stai lavorando con la rappresentativa regionale. Nazionale siciliana, sì, è una nazionale vera e propria, dove ho detto più volte posso convocare anche i ragazzi di A, B e C purché siano maggiorenni e siano siciliani. Imminente abbiamo una partita importantissima contro la Corsica. Ho già qualche ragazzo di Lega Pro che ci ha dato la disponibilità, ancora in Serie A, stiamo aspettando che finisca, ma è un po' più difficile che le società diano il sì ai giocatori, nulla osta, anche se abbiamo qualche sì di qualche giocatore, ma è inutile dirlo se poi magari non può venire. Quindi imminente nazionale, prossima forse personale apertura di una scuola calcio sempre qua a Catania. Bravo. Con altre persone a me care. E allenatore c'è già qualche contatto. Vediamo, ne deve valere la pena anche in Serie D, ma ne deve valere la pena per accettare, altrimenti ci si dedica completamente a ciò che si ha a casa. Senti, il settore giovanile è una cosa che ti è sempre piaciuta, no? Anche se le prime squadre ovviamente ti danno la responsabilità, ma tu sei stato sempre un ragazzo votato un po' a seguire i giovani. Assolutamente sì, mi piace il settore giovanile, poi ho allenato qualche anno fa la Primavera Catania facendo anche veramente bene. È una soddisfazione allenare, sarebbe bello allenare i propri giovani della propria città dove vivi e della squadra cui tifi, no? Chissà, mai dire mai, se ce ne sarebbe la possibilità, ne sarei altrettanto felice di... Giovanni, in questa nazionale, scusami, giocatori provenienti dal Catania, hai individuato qualche profilo? Provenienti dal Catania ce ne sono tanti, nel Catania c'è Rizzo, Rapisarda, Palermo, qualcun altro. Potrei convocare anche Di Grazia, potrei convocare anche Russotto, ma il Catania sembra al momento che abbia dato il nulla osta, ma poi devono essere anche i ragazzi. Io ho contattato personalmente qualche ragazzo. Se non ci sarà nessun ragazzo è perché non hanno dato la disponibilità. Perché non è una situazione non hanno l'obbligo di venire. Però poi lì è colui che si sente la sicilianità addosso, lo spirito addosso. Posso dire che abbiamo il sì di Curiale, che è un ex del Catania, il sì di Grillo, ho avuto la Ortisi l'anno scorso, Bulevardi, speriamo di averlo pure quest'anno, anche se gli auguro di andare in Serie B. Abbiamo il sì di Toscano. Abbiamo avuto tanti sì e abbiamo tanti sì anche Mulè e Vassallo. Il Monopoli sembra che ce l'abbia dato. Se non e questo campionato è un amichevole, purtroppo è un amichevole, in senso, per fortuna che l'abbiamo fatto. Dovevamo fare però un europeo importantissimo a Cipro, poi c'è stato quel devastante terremoto in Turchia e quindi
tutti i soldi che avevano stanziato, diciamo, la comunità sono serviti per aiutare, mi pare giusto. tra virgolette, meglio così. Purtroppo non si fa il torneo, diciamo, l'europeo, ma c'è stato almeno un aiuto per una città colpita. Questo è importante. In quest'ottica, Giovanni, visto che chiaramente anche il ruolo ti impone, tra virgolette, di seguire i migliori prospetti siciliani, possiamo dire che quest'anno nel girone B della Serie C ci sono stati i due siciliani che sono messi più in luce come giovani, parlo di Arena e di Lorenzo Di Stefano. Sono dei giocatori già pronti per una grande piazza, per un campionato a vincere? Assolutamente sì, Arena ha fatto un grandissimo campionato e purtroppo... Ricordiamo, giocano nel Gubbio, nel sia Gubbio, Arena che Di Stefano. Purtroppo non ci ha dato la sua disponibilità perché... Ma credo che si sia infortunato alla clavicola. Si è infortunato adesso, ma siccome lo faremo il 10 giugno questa partita, andremo in ritiro qualche giorno, non tutti magari vogliono rimanere fino a perché magari dopo un anno di stress è giusto che possono andare in vacanza, perché poi il ritiro, a luglio ricomincia di nuovo il ritiro, e quindi Arena è un grandissimo giocatore, tecnicamente fortissimo, sa saltare l'uomo, sveglio, è un giocatore di prospettiva, è un po' piccoletto e deve mettere un po' di massa muscolare, però è un grandissimo giocatore. Quindi potresti vederlo anche già nel Catania, in una squadra votata, diciamo, a fare un campionato di vertice? Assolutamente sì, assolutamente. E Di Stefano, anche lui è un ottimo giocatore, ho dei feedback buoni, positivi, a parte quelli che vediamo anche come ragazzo. Danilo Boulevard mi ha detto che come ragazzo è un ragazzo splendido, forte, mi ha detto forte mister, mi ha detto queste testuali parole, e non so, è della Sampdoria se non erro. Sì. È un giocatore sicuramente di prospettiva, di prospettiva. E nel tuo percorso tattico continui a proporre il 3-4-3 o hai rivisto qualcosa? Ma a me piace il 3-4-3, io vado avanti per quella, diciamo, per quella prospettiva lì, per quel modulo là, anche se un allenatore deve essere bravo a cambiare anche in base agli uomini che hai. Adesso attualmente sto cercando dei ragazzi che per questa partita possono fare questo tipo di modulo, ma poi in base anche a chi dirà sì o no si può anche cambiare e giocare assolutamente a 4. Se ti facciamo una parentesi brevissima sulla tua permanenza da Cireale, per raccontarci adesso a bocce ferme quello che è accaduto. No, sono andato con tanta voglia, con tanto coraggio, con tanta voglia, nonostante ciò mi dicevano che era una piazza particolarissima, ma come tante piazze, diciamo, d'altronde. Non ti hanno fatto paura le piazze assolutamente complicate, neppure le maglie pesanti? Ci siamo abituati, quindi sono partito con tanta voglia, io insieme al mio staff. Purtroppo non c'è stato manco il tempo, abbiamo fatto un grandissimo precampionato, abbiamo fatto anche 3 discrete partite, tra cui siamo stati veramente sfortunati, e poi la differenza, il palo va dentro, il palo va fuori, cambia tutto, e cambia tutto anche magari quando sei in una piazza un po' più tranquilla, dove ti danno la possibilità di fare 6-7 risultati un po' così, e poi vogliamo ricordare anche una piazza particolare come l'Atalanta, dove Gasperini ha fatto 6 risultati negativi e poi è arrivato quarto. Non c'è stato manco il tempo di poter continuare a lavorare, perché posso dire che si stava lavorando bene, e i miei feedback, diciamo, perché comunque qualche direttore chiama, sono i giocatori che ho avuto in nazionale, e comprese da Cireale. Non che sono stato contattato anche, non dico chi, da un direttore, perché ho avuto dei feedback positivi sul mio conto di questi giocatori che ho allenato. Non ho dubbi, allora, come persona e come tecnico. A Giovanni chiediamo, visto che tu all'inizio l'hai vissuto da dentro questo campionato, no? Poi l'hai visto da fuori, perché una volta chiusa l'esperienza con la Cireale, che Catania hai visto, come l'hai vista questa squadra? L'hai vista a un certo punto esplodere in maniera impressionante rispetto al resto, diciamo, del girone? Sì, allora Catania è sicuramente una grandissima squadra sui singoli, veramente la società ha dato una Ferrari, diciamo, al mister in mano. Ovvio che magari inizialmente puoi stendare un pochettino, ma dopo che, diciamo, la squadra ha iniziato a prendere... perfetto, la squadra è andata avanti per la sua strada, come l'ha fatto veramente bene. Magari non giocando sempre splendidamente bene, ma parliamone chiaro, forse sarebbe stato meglio così che magari giocare bene e non salire. Quindi
quest'anno la cosa che era importante era quella di salire il prima possibile e togliersi comunque da una categoria particolare. Ovviamente adesso la società farà le sue, diciamo, le sue scelte e da lì partirà sicuramente, penso, da qualche base magari importante, di qualche giovane o qualche comunque giocatore importante, e andrà a fare le scelte con noi. Faremo un gioco stasera qua con Alessandro, ci siamo preparati. Giovanni, partecipi anche tu a questo gioco. Lui non lo conosce, un gioco che ci siamo inventati nell'ultima la penultima puntata, l'ultima che abbiamo mandato in diretta. Chi resta e chi va. Cioè abbiamo ipotizzato figurina per figurina chi rimane e chi secondo me può restare. Purtroppo noi, metto io quando ero ex calciatore, siamo dei numeri e quindi nel senso le società, siamo i numeri quando dico le società fanno le loro scelte, le cose, quindi devi stare anche. È chiaro però che il Catania ha avuto non puoi rimanere se poi la società una cosa vastissima che non potrà con ogni probabilità confermare in maniera integrale il campionato di Serie C. Sarà registrata la puntata di oggi, no? E poi farci vedere a settembre tutte le fesserie che abbiamo raccontato, registrate, quindi siamo tranquilli, tutte le abbiamo cose, l'archivio, perché qualche amico ce lo faremo, ma anche qualche nemico secondo me. Ma questo sta diciamo nell'ordine naturale delle cose. Posso fare una domanda flash a Giovanni? Sì, e poi andiamo in pubblicità. Tu che il calcio lo hai vissuto davvero a tutte quante le latitudini, col Catania, poi anche con la tua carriera, e hai vissuto allenatore anche questo campionato che il Catania ha stravinto meritatamente, ma il livello superiore, cioè la Serie C, è una programmazione, chissà, forse futura prossima, per un campionato di Serie B. Quanti livelli di difficoltà ha in più rispetto alla stagione appena trascorsa? Le categorie sono fatte per esserci, c'è tanta differenza, Sicuramente non vuol dire che i giocatori di D che hanno giocato in D non possono giocare in C, assolutamente no, magari possibilmente possono fare anche un grosso campionato, ma sicuramente di avere dei giocatori assolutamente che sono da Serie C. Oppure da Serie B che vengono a fare la differenza. Dipende sempre che categoria vuoi fare. Certo. Se per un campionato di vertice chiaramente. Di avere anche giocatori di Serie B. Assolutamente sì. Allora chi va e chi resta le idee sono perfette. Molto complicato. Sarà complicata la gestione. Allora, mandiamo la pubblicità. Al rientro ci ritroviamo con l'intervista con Vincenzo Grella, quindi ce l'ascolteremo, la seguiremo anche noi in studio e poi commenteremo, chiacchiereremo del mattino questa qui con Grella. E poi ci collegheremo anche con Emanuele Catania, con Lele Catania. Quindi pubblicità, dopo in studio con Grella. E allora diamo il benvenuto a corner alla vicepresidente del Catania Vincenzo Grella. Speravamo di averlo questa sera in studio qui con noi, ma è lontano in questo momento da Catania e allora ne approfittiamo, ci colleghiamo con lui per fare intanto. Buonasera Grella. Buonasera a voi, scusa per il backdrop poco professionale, ma sono di corsa da un posto a un altro e mi sono fermato ora per collegarmi con voi. E ti ringrazio intanto per la disponibilità. Possiamo partire da un bilancio della stagione che si è appena conclusa. Come la possiamo archiviare questa stagione? Ma un bilancio positivo per una squadra, una società più che squadra che ha avuto poco tempo per mettere insieme gli uomini, partire con una certa non solo entusiasmo ma idee chiare in poco tempo è stato per me un ottimo successo. Sappiamo bene che è solo l'inizio, io dico sempre la prima tappa. E c'è sempre un grande lavoro da fare, però abbiamo iniziato bene e dobbiamo continuare su questa strada. E quale sarà invece il primo passo tra i professionisti, visto che ormai il Catania è una società non più dilettantistica?
valutare bene cosa vogliamo fare, avere chiare indicazioni dalla proprietà su quale sarà un budget, utilizzare questo budget nel modo migliore per far sì che il club non ha successo non solo sul campo ma in tutto quello che fa. Per quello penso il primo passo è la conferma di un budget per poi programmare bene il lavoro. Abbiamo dei tempi per quanto riguarda il budget, cioè la determinazione del budget, perché sappiamo che il 20 di giugno scadono i termini per diciamo, i pagamenti, per depositare le fideiussioni, tutto quello che riguarda la parte economica dell'iscrizione al campionato di Lega Pro. È una decisione che deve prendere il presidente insieme al suo staff in Australia. Io penso a volte la gente per queste cifre pensa che uno può decidere in 2 secondi. Sono decisioni molto importanti e considerando la grandezza dell'azienda, quando dicono di fare poi fanno. E dire un giorno oggi sarebbe non corretto nei loro confronti. Il timing del passaggio da dilettante a professionista sono ben consapevole, per quello io sono tranquillo, so quello che lui mi dice, fa, e io ho sempre detto a lui che in tutti i modi cercherò sempre di fare il massimo di quello che posso. Allora, questa mattina c'è stata una prima riunione, o forse una delle prime riunioni in Lega Pro a Firenze. Che tipo di atmosfera si è trovato di fronte all'accoglienza per il Catania? Sono tutti contenti del ritorno del Catania in Serie C. Ma non sono sorpreso di questo. Catania è una città, è un club che può stare in Serie A, per quello non sono sorpreso che sono contenti che noi siamo in Serie C. È normale, nei primi incontri tutti fanno un po' i complimenti, poi bisogna vedere durante l'anno come proseguono questi complimenti. E la costituzione della nuova società è già stato fissato il termine, ci sarà anche il presidente Pelligro oppure parteciperà in videoconferenza per determinare il passaggio dalla SSD alla SRL? È prevista per la prima settimana di giugno, non ci dovrebbe essere il presidente in Italia, ma ho pieni poteri per fare questa trasformazione. L'importante è che non mi ammalo e non mi presento dal notaio. Questo è fondamentale, allora ci auguriamo che tutto vada per il verso giusto. Parliamo un po' di questioni tecniche, perché di tanto in tanto si sente questa notizia, rimbalza, sono forse i falchi, non le colombe, a dire che ci potrebbe essere un nuovo direttore sportivo l'anno prossimo in Casa Catania. Possiamo confermare Antonello Laneri, che ha fatto quest'anno un lavoro splendido? Non avevo mai dubbi di confermare Antonello Laneri. Penso che sono qualcuno che ha voglia di creare confusione dove nel nostro lavoro c'è già tanto del suo. Ha fatto un grande lavoro, sa bene quello che noi vogliamo fare. Mi fido di suo buonsenso, è un uomo serio, ha tutte le caratteristiche per proseguire questo progetto con me. A proposito del progetto Catania, Ferraro appartiene alla storia passata del club rossoazzurro? No, in questo momento stiamo facendo riflessioni
penso, riflessioni giusti da dirigenti seri per capire il prossimo passaggio da fare. Io capisco e sento questa ansia nel sapere chi è il nuovo allenatore e questo non condiziona in nessun modo il timing della mia decisione, perché so che la mia decisione è una grande responsabilità che ho preso e quando lo prenderò devo essere sicuro che ho dato in mano la guida tecnica della società alla persona che credo ci porterà a successo. Quando sarà. Non posso non rispondere alla domanda, anche se la domanda avviene quasi tutti i giorni e capisco da parte dei giornalisti devono anche fare giustamente questa domanda, però non cambia il tempo che vogliamo dare per valutare bene prima di prendere una decisione molto molto importante. Ma se adesso le faccio qualche nome e parlo di profili possibili che possono essere adatti con Ferraro dentro anche, Caserta, Tesser, Bianco, Francesco Baldini, sono tutti profili che in qualche modo possono rispecchiare la filosofia e l'idea anche di calcio della società? Sono nomi di allenatori che hanno fatto dei loro percorsi. Parlare di un nome piuttosto che un altro è poco professionale e non corretto nei confronti del nostro mister oggi. Per quello io evito di parlare di nomi ora. Noi stiamo cercando un allenatore che fa un calcio aggressivo, propositivo e che ha voglia di fare qualcosa di speciale con il Catania. Un paio di domande e poi la liberiamo perché so che è una giornata piena di impegni. Considerata la rosa attuale, in prospettiva futura possiamo delineare il numero di pedine da cambiare, di innesti da fare in quella che è stata la rosa comunque piuttosto ampia quest'anno a disposizione? Questo è un discorso simile a quello dell'allenatore, stiamo valutando, vogliamo pensarci bene prima di prendere decisione, non abbiamo fretta di decidere domani, per quello penso insieme a Antonello facciamo più volte dei ragionamenti su chi è più adatto, chi è meno adatto, chi forse ha avuto meno spazio, però comunque ha certe caratteristiche che possono servire a noi per creare sempre una rosa molto competitiva che lascia più opzioni per il mister. Per quello stiamo valutando. È normale, in questo momento ci propongono tanti giocatori, anche lì dobbiamo valutare bene se cambiare o andare avanti con il gruppo che ha vinto con un nettissimo distacco quest'anno. Sono tutte le difficoltà che noi abbiamo in questo momento, è giusto riflettere, è giusto parlare all'interno e poi quando siamo pronti prenderemo le decisioni. Un capitolo a parte può riguardare i giovani perché in Serie D c'era l'obbligo tassativo in ogni partita di schierare un certo numero di giovani under classificati anche per anno di nascita. In Serie C non sarà così, però i giovani sono importanti. Il Catania ha dimostrato quest'anno di possederne alcuni piuttosto interessanti anche in prospettiva futura. Non è una risposta facile perché distinto io vorrei avere una squadra più giovane possibile con più ragazzi siciliani e ancora meglio catanesi. Poi dall'altra parte ho una piazza, ho una proprietà che vuole vincere e non conosce la parola sconfitta. Devo trovare l'equilibrio giusto tra
questi due mondi, uno quello reale e l'altro un sogno nella mia testa. Grella... Io spero di trovare questo equilibrio, perché ci tengo tanto a lanciare e dare opportunità a ragazzi giovani che meritano questa opportunità. Grella, in questi giorni, e chiudiamo, il Massimino continua a rifarsi il look, sono iniziate le operazioni, vedremo anche le immagini nel corso della nostra trasmissione del terreno di gioco che non c'è più, diciamo così, perché le operazioni di sbancamento sono andate avanti, adesso verrà praticamente tolta parte del terreno su cui sorgeva il prato. Come se lo immagina il Massimino diciamo restituito a voi con il nuovo look, restaurato? Sinceramente è importante chi viene al campo e chi ci monta sopra. La sua bellezza conta fino a un certo punto. Il fatto che ci fanno un restyling dopo direi tanti anni ci fa solo piacere, siamo contentissimi. Però più che quanto una cosa è bella bisogna sapere anche cosa farne con uno stadio, bisogna portare la gente lì con quel grande entusiasmo come ho visto quest'anno, voglia di rivincita, voglia di riportare la sua città in alto, giocatori che avevano l'atteggiamento giusto, attaccamento verso la maglia. Questo a me interessa di più del campo rifatto piuttosto che dei seggiolini. Certo, se facciamo un campo nuovo accetto ben volentieri come un nuovo zona sala stampa, così i giornalisti possono mettersi in comodo quando hanno da fare delle domande al nuovo mister. Per quello direi io sono più per cosa facciamo sopra il campo. Grazie, grazie davvero, gentilissimo Vincenzo Grella, vicepresidente del Catania. Grazie Angelo. Ci ritroviamo presto. È sempre un piacere. Anche per noi, Grazie Angelo. Grazie e una buona serata. Buona serata Angelo. Grazie. Buona serata. Allora, abbiamo visto questa lunga intervista con Vincenzo Grella, ne parleremo fra non molto, però volevo, come promesso, anche far vedere le immagini. Guardiamole, sì. Di quanto accade e sta accadendo in questi giorni al Massimino. Non sono tantissime, però sono significative ed eloquenti, perché ci mostrano come effettivamente i lavori siano... Mamma mia. Stanno andando avanti in maniera piuttosto veloce, ci sono anche delle foto fra le altre cose in alcune zone del campo, così per evidenziare come ci sia un lavoro molto molto attento. Si andrà dunque a scavare. È stato sbancato proprio. Esattamente, e stanno lavorando anche sulle tribune, sì, come vedi, perché là poi verranno collocati i seggiolini, quindi si sta lavorando, si sta pulendo quella zona delle tribune, tutto lo stadio per le tribune, e rivediamo allora anche le immagini. Il tabellone luminoso verrà anche il tabellone luminoso ripristinato. Si sta lavorando anche gli spogliatoi ancora, sala stampa, c'è tanto lavoro, sì. Dobbiamo ringraziare chiaramente anche per queste immagini Paolo Di Caro, che è responsabile del settore sport del comune, che ci ha messo a disposizione queste immagini. Nei prossimi giorni faremo vedere anche l'avanzamento, come si evolve. Però ai telespettatori, sarà un terreno di gioco in erba naturale. Erba naturale, perché le nuove indicazioni che arrivano... si pensava di farlo misto, sì, ma la FIFA, l'ultimo board, l'ultima riunione del board della FIFA ha dato indicazione per ritornare sui campi in erba. Una delle cause sono i troppi infortuni che sono verificati, traumi. Che ovviamente comporta una manutenzione completamente diversa. E lì bisognerà vedere il sistema di drenaggio che adesso utilizzeranno. Il sistema di drenaggio in questo momento prima scavano, esatto, poi metteranno delle sostanze che aiuteranno a drenare, saranno depositate anche del materiale che aiuterà e faciliterà il drenaggio, in modo tale che
non ci sia la restituzione dell'acqua in superficie. Proprio questo è il concetto. L'incidenza del terreno in erba naturale porta al massimino la progettualità attenta del sistema di drenaggio, proprio per il tipo di terreno che sta sotto il manto erboso. C'era molta argilla, e quindi... ed era uno dei cause traumi più grandi che aveva questo terreno di gioco durante dobbiamo dire che la ditta che sta facendo questo lavoro ha fatto uno studio, hanno evidentemente valutato, e quindi parlavo di buona progettualità, la vedremo nell'arco del prossimo campionato, perché è un terreno per una cosa del genere ci studiano gli agronomi, ci studiano i geologi, ci studiano ovviamente professionisti del settore. Che gli studi siano fatti in modo da poter consentire, proprio perché il clima, e qua Gagliano è bravissimo in tutto questo perché uno dei nostri esperti di punta di Telecolor sui fattori climatici, è cambiato e sono più frequenti. Potremmo avere un'estate un po' piovosa, anche se non mancherà il caldo. Indipendentemente dal sistema caldo al sistema invece di piogge torrenziali che a volte sono abbattute su Catania e che non hanno permesso anche la prosecuzione o l'avvio di alcune partite, il terreno di gioco in misto sintetico avrebbe forse permesso una maggiore fruibilità del terreno di gioco del Massimino. Certo, in erba è tutta un'altra cosa. 3 notazioni a margine. Verrà finalmente dotato di un sistema di protezione ad hoc, i teloni cosiddetti, che ovviamente li sottostimiamo definendoli teloni, così quando ci sono quelle giornate di pioggia già comincia il battage mediatico, ma domani si gioca, non si gioca. Hanno messo i teloni, sicuramente questo aspetto verrà risolto. Teloni moderni che non si riverseranno poi, non riverseranno l'acqua sul campo. Che il Catania, in previsione di una durata di lavori magari che va oltre rispetto a quelle che sono le previsioni attuali, ha già messo il cappello sullo stadio di Caltanissette Pian del Lago, qualora per il via della stagione ufficiale ancora il manto erboso non sia primo mese di campionato potrebbe essere sia Coppa Italia che magari le primissime partite di campionato, anche se comunque assicurano dalla ditta che il campo sarà consegnato entro il mese di agosto. E poi un'altra cosa, l'utilizzo del manto erboso in erba naturale ha un costo inferiore in partenza per quello che sarebbe stata invece una scelta sul misto, ma i costi di manutenzione sono completamente diversi. Esattamente. Allora, io volevo... Però il fascino dell'erba naturale ovviamente ci riporta. Volevo capire se abbiamo già in collegamento Lele Catania. Sì, lo vedo. Eccolo, però non lo sentiamo in questo momento. Vediamo se sentiamo anche la tua voce. Buonasera. Buonasera, grazie Lele. Siamo un po' in ritardo rispetto a quello che era l'orario prefissato per questo tuo intervento, però prima abbiamo avuto l'intervista con Grella, il vicepresidente. Allora Ubi Maior si diceva no, minor cessat, c'è un telespettatore che dice che a Grella io darei pure il mio codice segreto del bancomat, pensa, quindi talmente sicuro, è criptico proprio. Esattamente. E poi c'è subito un saluto per Lele, per i complimenti per le basette anni 70, leggo da casa, subito, immediatamente, neanche il tempo, guarda, è immediato. Hanno lo stesso barbiere di Alessandro Maglia, tutti e due hanno lo stesso barbiere di Siviglia. C'è in studio Giovanni Marchese, Lele, potete anche... visto. Giovanni, ti saluto, un abbraccio, come stai? Lele. Ti voglio bene Lele, un abbraccione grande a te, ti ricordo sempre io, Giovanni, con tutto il cuore, con tutto il bene. Allora, Alessandro. Ciao Lele, sono Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao, entriamo subito in quello che ovviamente è la proiezione futura di questo Catania. Dopo aver coronato brillantemente la promozione, si torna tra i professionisti. Tu hai giocato in Serie C fino a poco tempo fa e anche ad alti livelli, nonostante una carta d'identità non giovanissima, ma qual è la più grossa differenza che c'è tra la Serie D e la Serie C? Cioè quello che proprio risalta a tuo avviso più di ogni altra?
Ma ho avuto la fortuna di vincere entrambi i campionati, ti dico la verità, e allo stesso tempo ti posso dire che la differenza è tanta, perché comunque la Serie C è un campionato diverso, un campionato molto più complicato della Serie D. Secondo me in Serie D, se fai comunque la squadra forte, secondo me hai grosse probabilità alla fine di vincere, mentre in Serie C, se non riesci a trovare gruppo speciale, cercare di creare realmente qualcosa di speciale tra la squadra, la società e i tifosi, diventa tutto più complicato, perché la Serie C qualche battuta d'arresto ci può stare, quindi se non sei bravo a gestire quelle situazioni puoi andare in difficoltà. Ma è un discorso di velocità di giocata o è una somma di fattori, più agonismo? Anche qualità, Sì, maggiore sì. qualità. Sì, qualità ovviamente. come dicevamo. Sicuramente c'è più qualità, è una somma di fattori, il fattore ambientale, stati diversi, è un campionato diverso, è un campionato molto diverso. E secondo te il gruppo che ha affrontato quest'anno il campionato di Serie D, come potrebbe comportarsi in Serie C se immaginassimo di confermarlo in blocco? Così, dalla tua esperienza, dalla tua valutazione. Ma secondo me Considerato, bene, perdonami, perché che comunque, era un gruppo che tutto era fuorché di Serie D, cioè come curriculum. infatti per quello ti dico, comunque erano giocatori che forse 2 o 3 avevano giocato in Serie D, quindi comunque sono giocatori che sanno come bisogna giocare in Serie C. Ripeto, è stato un anno speciale questo, perché fondamentalmente poi è sembrato tutto troppo facile, no? Quindi c'è anche da dire questo, quindi l'anno prossimo speriamo che le cose non cambiano, ma dobbiamo mettere in preventivo che comunque il campionato di Serie C è un po' più complicato e ogni tanto ci possono essere difficoltà, e là bisogna essere bravi a gestirle e non cambiare il pensiero. Qual è stato il momento più bello e il momento più difficile nella stagione che si è appena conclusa? Ma il momento più bello personalmente è stato con la partita con la Cittanovese, dico la verità. Quello è un momento che ricorderò per sempre, perché stavamo 0-0, era Portocampo, gli ultimi 10 minuti da catanese ho provato una sensazione assurda. Mi sembrava di stare, non lo so dove, Al Maracanã. E quella è una partita che ha vinto la gente, i ragazzi sono stati grandissimi, ma secondo me quella è stata la domenica più bella. Il momento più difficile fondamentalmente sono stati pochi, anche se poi è sembrato tutto così scontato, che non lo è fondamentalmente, perché poi siamo stati bravi noi, sono stati bravi i ragazzi, è stata brava la società e siamo riusciti a fare questo campionato incredibile. Forse il primo tempo della partita col Trapani, l'intervallo Ma forse in perché casa, venivamo la partita col Trapani in casa. Sì, può essere, forse perché venivamo anche dalla sconfitta di Santa Maria, se non sbaglio. Eppure ti dico una cosa, anche là io per esempio un po' tempo avevo la sensazione che quella partita l'avremmo vinta, e poi alla fine è andata così. Grazie Lele. Lele, è stata una stagione trionfale, hai detto più volte e penso correttamente, è sembrato tutto facile, ma facile poi così non c'è stato, perché non c'è mai un coefficiente di non difficoltà nell'arrivare a un obiettivo in maniera così prematura, fortunatamente per come ci è arrivato il Catania, perché a marzo eravamo già promossi e quindi è stato davvero una marcia trionfale. Però nelle tue parole c'è anche un monito per l'anno prossimo, perché conosciamo tutti l'entusiasmo dei 18.000 catanesi di fronte ad un campionato così trionfale, e dobbiamo prepararci comunque ad un campionato di enormi battaglie. Qualunque sia la proiezione del Catania, non sarà un campionato dove c'è il Catania, poi sul podio non c'è una seconda, non c'è una terza, non c'è una quarta. L'antagonista del Catania
è al sesto o settimo posto in classifica per quanto dice il distacco. Ci saranno tra il almeno Catania. 8 squadre in grado di poter fare la voce grossa. Eliminiamone di 8, lasciamone 4, no? Però Giovanni Marchese sa quanto è complicato il campionato di Serie C e quante possono essere le variabili. Dobbiamo anche allenare le persone ad avere un campionato di maggiore sofferenza, e quando dico sofferenza dico soltanto di maggiore attenzione e anche qualche maggiore passo falso pazienza, in più, di maggiore pazienza. Assolutamente sì, Angelo, hai detto bene, quindi non deve essere quest'anno diciamo un problema il fatto di aver vinto così tante partite, perché sicuramente me lo auguro ovviamente che il Catania ogni domenica vinca, però dobbiamo mettere in preventivo anche che in Serie C ci possono essere partite più complicate dove magari non va bene una domenica storta, magari si perde, non deve succedere la catastrofe, perché Anche perché l'effetto Massimino che vi ha condotto per quasi tutto il campionato, direi tutto il campionato in Serie D scemerà in Serie C, dove ovviamente verranno squadre che hanno comunque avuto contatti con stadi importanti, con tifoserie importanti, con strutture che magari provengono anche dalla Serie B della scorsa stagione. Sì, questo sicuramente, anche se noi il fattore Massimino ce lo dobbiamo tenere stretti perché comunque ci danno una carica incredibile, quindi sicuramente il fattore Massimino va a vantaggio nostro e non degli avversari, quindi questa è una cosa importante. È il campionato che è diverso, è il campionato che ci saranno difficoltà, quindi là devono essere bravi, deve essere brava la gente a capire e fare sentire sempre ai ragazzi il loro affetto e soprattutto il loro incitamento. Con Giovanni Marchese, voi insomma vi conoscete, campionati Serie C ne avete fatti tanti e anche Serie C a vincere. Sì, ma Lele, io non ti faccio le domande, non è cosa mia. No, perché ne avete fatti a vincere. No, però confrontarsi. ne abbiamo fatti tanti di campionati e come dice Lele, il campionato di Serie C è tutto un altro campionato. Ci vogliono giocatori importanti, non che il Catania ne ha tanti giocatori, perché la maggior parte sono comunque giocatori importanti. Diciamo, la società deve trovare un giusto mix di giocatori importanti e più giovani e cercare di far sì che quadri tutto a favore del Catania. Io vi faccio una domanda, poi taccio, nel senso che la mia percezione dopo tanti anni, avere seguito sul campo tutti i campionati, è che un campionato a vincere di Serie C sia il campionato forse più difficile che oggi c'è in Italia. È una mia percezione o è una percezione radicata al passato? Cioè il campionato a vincere dalla C alla B lo reputo più complicato di ipotizzare, programmare un campionato a vincere dalla B alla A. Ma è l'unico torneo professionistico che ha una sola promozione. Esatto. Quindi già questo io c'è difficoltà. Io questa è una cosa che dico forse da 20 anni, forse perché ho sempre fatto solo Serie C. Esatto. È il campionato più difficile in assoluto, perché comunque ne vince una. Se andiamo a vedere negli ultimi anni ci sono state anche tante squadre che ci hanno messo 5-6 anni per fare CB e poi al primo anno sono andati subito in Serie A. Ma CB è terribile, CB è terribile. Ma poi la maglietta della Juventus, scusami Lele, io non lo capisco, questa è l'altra curiosità. No, è la maglia della Juventus. No, ok, vabbè. Questa era l'ultima domanda che ti volevo fare. Invece Lele, secondo te Giovanni Ferraro è pronto per allenare in Serie C? E dico non necessariamente a Catania, dico perché comunque si percepisce che magari il Catania l'anno prossimo ha un altro allenatore, ma dico per averci lavorato fianco a fianco una stagione, è pronto per una competizione in un campionato diverso dalla Serie D? Guardate, ti dico la mia, secondo me sì, perché poi comunque fondamentalmente quest'anno è come se avesse allenato una squadra di C, quindi ha dimostrato di saper gestire il gruppo alla grande, ha dimostrato comunque carattere, si è fatto volere bene dalla gente. Il mister, almeno per me, è stata una grandissima sorpresa ed
ed è stato un grande, ti dico la verità. Allora Lele, Grazie, così, Lele. grazie, come da accordi, erano 15 minuti Grazie a voi. che ci potevi dedicare e noi ti liberiamo e ti ringraziamo. Lele, se vuoi continuare a seguire la trasmissione, tra poco giochiamo a chi resta e chi va, e c'è anche lo staff tecnico, quindi se vuoi sbircia ancora. Ma è solo un gioco per farci tanti nemici, non pensare Lele, è solo un gioco. Ciao, un abbraccio, buona serata. Grazie, buona Grazie serata. a voi, buona serata. Grazie, allora. Ciao Lele. Dunque, Alessandro, apriamo i giochi? I giochi o facciamo una pausa? Che dici? No, la bruciata la facciamo ok. è meno un quarto, 21:45. Quindi iniziamo. Abbiamo 10 minuti. Iniziamo, è come una piramide, iniziamo dal vertice, iniziamo con la prima. Giovanni, facciamo una cosa, però Giovanni gioca con noi. A me non mi mischiate per fare questo gioco. No, allora, premesso che è soltanto un gioco, è un modo per più che altro complimentarsi per quella che è stata una stagione importante del Catania. Posso dire che nella premessa di questa piramide noi vorremmo confermarli tutti, ma siccome noi non siamo né dirigenti, Grella è stato, come avete visto, criptico, molto attento, di rimbalzo, ha misurato le parole. E noi ovviamente facciamo il nostro lavoro. Stasera è l'ultima puntata, ci divertiamo un po', ma non deve essere visto come un aspetto irriguardoso nei confronti dei giocatori. No. Però se è vero che abbiamo detto, dopo ti lascio la parola, è stato tu che hai fatto tutta la piramide. Siamo insieme, non mi lasci la parola, esatto, perché è un lavoro a 6 braccia. Lui che ha fatto questa piramide, però se è vero quello che abbiamo detto, che il campionato dell'anno prossimo è un campionato che il Catania vuole vivere in proiezione vincente, non in proiezione di mantenimento della categoria. Cioè il primo obiettivo del Catania, chiaro e dichiarato, è che il Catania proverà a vincere, ovviamente sperando che faccia lo stesso campionato di quest'anno, ma seppur con 1000 difficoltà, andare fino in fondo e giocarselo fino alla fine. Se questa è la premessa e se è vero quello che ci hanno detto tutti i tecnici, oggi da ultimo Giovanni, ma ne abbiamo parlato con tutti, abbiamo detto che il campionato di Serie C è il campionato si alza, più complicato e più complesso, che ha un livello completamente diverso dal campionato che ci siamo lasciati alle spalle, e allora nel complimentarci con tutti... Che ha detto Gianni, ci stanno le categorie, quindi se quella è la Serie C ci sarà un motivo che non è la Serie D. Il fatto è che noi dobbiamo pensare a chi viene e chi va, ipotizzando una Serie C a vincere. Questa è la premessa, perché altrimenti è il rispetto nei confronti di tutti, perché altrimenti rimangono tutti, cioè se una Serie C a mantenere la categoria fino alla fine, fare anche questa squadra. Prendiamo questa squadra in blocco, la premiamo in blocco dall'allenatore fino al magazziniere, che resterà, ve lo dico, ma e allora la manteniamo. Ma se il progetto è andiamo e cerchiamo di coinvolgere una città intera in un progetto nuovo che è il rush verso la Serie B già quest'anno, e allora cambiano le dinamiche. Allora, Patanè, iniziamo col primo. Tiriamo il fiato, perché altrimenti il primo contributo lo chiamiamo dalla regia. Esattamente, la schermata sui dirigenti. Cominciamo con i dirigenti, così vediamo questa squadra. Iniziamo a scendere dalla vertice della piramide fino alla base. Vabbè. Eccoli qua. Abbiamo appunto Vincenzo Grella, Antonello Laneri, Luca Carra, e io dico 100% confermati tutti e tre. Diciamo che su questo possiamo essere d'accordo. In blocco ciascuno ha fatto quello che era chiamato a fare. Grella è il vero animo propulsore, il vero dirigente. Diciamo che è l'uomo più vicino anche alla proprietà, e quindi di conseguenza incarna esattamente quello che è lo spirito, anche l'esposizione mediatica di questo dirigente. Ma è anche probabilmente il più esperto, l'uomo che ha vissuto più calcio, non che Antonello Laneri non l'abbia vissuto, però calcio di un certo livello, perché ha fatto tanta Serie A, ha giocato ai mondiali, insomma è a 360 gradi un profondo conoscitore del mondo del calcio. Grella e dirgli, tanto glielo diranno, che se lui fosse un under sarebbe stata la rivelazione di questo campionato, perché il primo anno da dirigente si comporta e si muove
come un veterano, un dirigente assolutamente navigato. La comunicazione, esatto. la comunicazione la Neri si commenta da solo. ha centellinato le scelte, la Neri, ha centellinato tutto, uomo dopo uomo. Uno per uno, la Neri secondo me è uno di quelli che in silenzio ci ha dimostrato con i numeri che il Catania non è costato 3, 4, 5 milioni di euro, così come avevamo immaginato e come avevamo pensato e come abbiamo ritenuto. C'è stato un sistema che penso verrà mutuato anche l'anno prossimo, cioè di un tetto e una volontà di appartenenza ad un progetto. Quello che verrà detto l'anno prossimo ai giocatori è: il nostro tetto è 100, se vieni a Catania devi essere contento di venire per un progetto, altrimenti resta dove sei. Angelo, io non lo so se questo si potrà ripetere, però certamente l'esperimento quest'anno è riuscito perfettamente. E a proposito di Laneri, visto che tu lo conosci bene, Giovanni, cosa ha fatto un grande lavoro, però siamo sempre lì. E anche in Serie C può continuare a fare questo lavoro? Assolutamente sì, è un grande conoscitore di calcio, però ricordiamoci che ci aveva sempre un budget. Siamo sempre là, dipende anche il budget. Però anche se hai il budget devi poi prendere gli uomini giusti, non è mai facile. Però una cosa, scusami, posso permettere, certo. Una cosa che mi è piaciuta della società, questo far sì che l'allenatore diventi più potente, no? Ha più forza nello spogliatoio. C'è stato un ragazzo che ha avuto un problema all'inizio, adesso non mi ricordo, Vitale. Ma non voglio dire manco i nomi. Vabbè, un ragazzo. Subito la società preso, messo fuori. Qua o si fa così, l'hanno anche detto, o si fa non c'è mistero. Anche la punta, non solo lui, anche Jefferson, insomma, qua o si fa così o si fa così, quindi sai che c'hai altri giocatori altrettanto importanti, c'è le regole, e questo fa sì che l'allenatore abbia anche la potere contrattuale. Luca Carra è il meno esposto, sovraesposto di tutti, ma altrettanto prezioso, quindi confermato in blocco. Allora, quindi diciamo che accrescimento societario. Questa piramide? Sì, questa piramide, ora cominciamo a scendere di livello e vediamo la seconda schermata, lo staff tecnico, e vedete da Giovanni Ferraro, Michele Zeoli, Emanuele Catania, Matteo Tomei, Gaetano Toto, Giuseppe Di Mauro. Allora dobbiamo fare una considerazione di base. Ferraro ha portato come collaboratore solo il preparatore atletico, che appunto è Gaetano Toto. Gli altri uomini sono uomini della società, nel senso che, avendo ricostruito da zero il club, lo staff tecnico, alcune pedine dello staff tecnico sono state scelte in funzione di durare nel tempo. Cioè, se un domani l'allenatore non dovesse essere Ferraro, diciamo, il nuovo allenatore potrà portare al massimo il preparatore atletico, perché Toto ovviamente seguirebbe Ferraro se Ferraro non resta a Catania, e troverebbe sempre e comunque Michele Zeoli, Emanuele Catania e Matteo Tomei, per dare anche in questo senso un'impronta di un certo tipo di metodologia di lavoro. E De Mauro ovviamente abbiamo, abbiniamo a Tomei, Zeoli e Catania anche Giuseppe Di Mauro, che si occupa di riabilitazione dei calciatori. Quindi la considerazione che facciamo è che Zeoli, Tomei, Catania e Di Mauro resteranno a prescindere. Se Ferraro va via anche Toto. E sappiamo anche che comunque in vista della nuova stagione il Catania ha già messo dentro Giovanni Petralia, l'ho ufficializzato a gennaio, che si occuperà di coordinare la preparazione atletica di tutte le squadre dal settore giovanile alla prima squadra. Tra le altre cose, il Catania l'anno prossimo avrà una serie di squadre giovanili da dover curare, mentre quest'anno non ha avuto obblighi. Dall'anno prossimo ci sarà la Primavera 3, 4, forse la Primavera 4 inizierà, e quindi insomma ci saranno anche i giovanissimi nazionali, gli allievi nazionali, chiedo scusa, poi via tutte le altre squadre. E quindi insomma ci sarà tanto bisogno anche di allenatori, di preparatori, di staff tecnico, che dovrà essere certamente allargato. Allora, andando al giochino, io dico Zeoli, Catania, Tomei, Di Mauro 100%. 100% anche con mansioni diverse probabilmente. Ma perché alla luce proprio di quella che può essere la ristrutturazione di tutte le squadre che adesso dovranno essere inserite. Ricordiamo che Tomei si occupa della preparazione dei portieri, Michele Zeoli è stato, diciamo, il secondo.
o più del forse qualcosina in più il del secondo secondo, e mezzo, il 7,5. esatto. Emanuele Catania è un collaboratore tecnico che si occupa nello specifico anche dei movimenti degli attaccanti. Ma allora Di sul Mauro giochino invece che diciamo? Scusami? Allora il giochino? Al giochino ho detto quei 4 al Vabbè, 100%, il giochino è questo, no? Giovanni Ferraro non do più del 5% e idem e Toto perché camminano insieme. Benissimo, allora questo ci fermiamo. Giovanni Ferraro Aspetta, facciamo quasi dire Angelo sul giochino? Sì. quasi certamente andrà via, e andrà via felice comunque, perché sapeva che il suo contratto era un contratto a mandato a termine, ma a termine in funzione di un risultato brillante. Va via da Catania, una piazza importante, con il plauso della gente, con 20.000 persone che lo hanno applaudito, con un curriculum di tutto rispetto. È una città intera, non solo 20.000 persone. Beh, nella storia del Catania, esatto, e andrà ad allenare una squadra, secondo me, di Serie C, con un salto di categoria anche per lui importante, dopo aver vinto 2 campionati di Serie B magari di fila, mantenimento di Serie C, e ovviamente ci sarà una città che farà comunque il tifo per Giovanni Ferraro, perché col suo cuore che usciva fuori alla sua maglietta, con il suo amore paterno nei confronti ma poi è stato coerente di Caterina, nelle e dichiarazioni. nella coerenza, comunque a volte cocciutaggine delle sue scelte, che in un certo qual senso in alcuni momenti non sono perfettamente coincise con quello che finora ci ha detto Grella. Vorrei fare esordire tanti giovani. Da marzo in poi Angelo, il Catania avrebbe... Non sempre però si può puoi andare... coniugare voglio dire, il risultato altrimenti... Stiamo cercando di capire Ecco. i meriti di Vabbè, lo Ferraro. puoi fare a Cerignola, ma non lo puoi Esatto. fare a Catania, con tutto il rispetto. Benissimo, allora ci fermiamo perché abbiamo ancora altre proseguiamo grafiche, poi. Il nostro gioco va avanti. Sì. E Anche abbiamo... perché dobbiamo dire, se va via Ferraro, chi potrebbe venire prima di iniziare. Un attimo, Sì, c'è ovviamente. Pubblicità. Di nuovo insieme in studio a Corner e continuiamo noi questa sorta di gioco della piramide. Torniamo allo staff tecnico solo Esatto. per chiudere il discorso sul possibile nuovo allenatore. Abbiamo sentito prima Grella, sì, che ci ha detto poco, anzi nulla. Però Niente. si è capito, Molto insomma, ermetico. vorrebbe un allenatore che fa un calcio propositivo, un calcio veloce, un calcio aggressivo, moderno. brillante. Sì, assolutamente. Quindi se dovesse andare via, come sembra, Giovanni Ferraro, possiamo dire con chi ha già parlato il Catania, poi chi sarà il nuovo allenatore ancora a mio avviso è un po' prematuro. Il Catania ha parlato certamente già con Paolo Bianco, con Fabio Caserta, con Francesco Baldini, con Attilio Tesser e con Michele Pazienza, che attualmente è impegnato nei playoff col Cerignola, è stata la rivelazione del campione di Serie C quest'anno il Cerignola. Con questi allenatori il Catania ha parlato, poi ripeto, nella proiezione di quelle che possono essere dinamiche sarebbe oggi a mio avviso insomma un po' azzardato e prematuro. Esatto. Io direi di aspettare intanto alcune mosse. Fabio Caserta com'è, Giovanni? Un grande giocatore, Più bravo come tecnico, e secondo grande me. allenatore. Di questi nomi che ho fatto è il migliore? A tuo avviso, così? Ma senza diciamo togliere Tesser è nulla agli bravo, altri. bravo allenatore, Baldini però Pazienza Bianco e diciamo E Caserta sono la nuova generazione, diciamo. Ok. Toto allenatore con comunque una idea chiara, allenatore giovane, motivato sul campo, non allenatore che si è adagiato sugli allori di tante promozioni possibilmente E allora fatte sul dobbiamo passato. escludere Tesser. Su questo non c'è dubbio. Questo è comunque l'idea, questa è l'idea di fondo, indipendentemente poi dalla lettura del gioco e tattica che influenzerà pure le scelte della società e le nostre. Da casa dicono in che funzione. servirebbe un allenatore alla De Zerbi. Allora, vabbè, non detto niente. Caro mio. no, vuoi dire come filosofia? Chi può dire che Caserta in proiezione non è bravo tanto quanto Come De Zerbi, filosofia Chi lo può calcistica. dire? Allora, dobbiamo Andiamo cercare sui di portieri. correre perché Andiamo sui altrimenti portieri, non dai. arriviamo più. 3 portieri quest'anno in organico, abbiamo subito il riferimento, vedete in alto anche l'anno di nascita, anno e mese di nascita, Klaus Beters che è del Piacenza, quindi qui il Catania che vorrebbe mantenere Beters
alle pendici dell'Etna e magari affiancargli, anzi senza magari, vorrebbe affiancare un portiere diciamo più esperto, però ecco, Beters ha dimostrato che ha delle potenzialità importanti. Groaz non resterà al Catania e Bollati invece, che è un 2005 è di Catania, può entrare nel discorso del settore giovanile, può essere il portiere della primavera magari e quindi fargli fare un percorso di formazione. Quindi immaginiamo l'arrivo di 2 portieri della prima squadra, un esperto e un altro, il terzo portiere, ammesso che Beters riesca a restare a Catania, perché ripeto, bisogna parlare col Piacenza che è appena retrocesso. Nel nostro gioco Beters è il secondo portiere, è il secondo portiere, se rimane percentuale di permanenza direi 60%, ma se rimane è il secondo. Bene. L'idea potrebbe essere questa, perché è un portiere molto giovane, nonostante quest'anno abbia giocato quasi tutte le partite. È come se fosse un 2004, che è dicembre 2003. E quindi è molto giovane, quindi diamo fiducia in prospettiva. Però non è del Catania, quindi se resta è secondo. Andiamo a vedere adesso la linea dei difensori, e qui ci chiedono da casa, Alessandro, perché il Piacenza pare che sia retrocesso, e quindi scendendo non è detto scendendo di categoria potrebbe perdere tutti liberi, tutti i giocatori sono liberi, però bisogna vedere se ci sono degli impegni diversi, ci possono essere scritture private, ci possono essere tante altre cose che ovviamente il Catania sta approfondendo e che ha manifestato chiaramente l'intenzione di mantenere Beters in organico. Però se non ci affrettiamo un attimo, qua facciamo un'altra puntata. 9 minuti per 3 schermate. Andiamo con i difensori, vediamo un po' quanti sono i difensori. Chi non resta di questa schermata, certamente non resta Lubistani. Punto interrogativo su Somma per l'infortunio, gli aspetti fisici, perché è un giocatore che purtroppo ha avuto diverse problematiche di natura fisica in passato e una anche nella parte finale di questa stagione. Sul giocatore non si discute perché è un giocatore bravo. Chi resta certamente, ovviamente Rapisarda, Lorenzini e Castellini, questi sono certamente nel Catania dell'anno prossimo. Punto interrogativo su Boccia e su Pedicone, per cosa fa propendere per il sì l'anno di nascita, sono 2002, e quindi l'utilizzo degli under in Serie C dà anche un ritorno anche da un punto di vista economico. Cosa fa propendere per il no? Magari il Catania potrebbe prendere in quei ruoli degli under più forti o di Boccia o di Pedicone. Servono 2 terzini sinistri di ruolo e 2 difensori centrali. Un titolare di quelli che proprio fa la differenza. Un titolare sempre. Si è parlato in questi giorni di Martinelli, e il Catanzaro sarebbe un giocatore di grande esperienza. Poi perfetto. 2 terzini, un marchese in erba. Ci vuole un marchese in erba titolare e un terzino sinistro di ruolo da mettere in panchina, perché quello potrebbe essere, ed è uno che quello è stato il punto debole quest'anno del Catania, lì a sinistra. Se un punto debole va trovato, non c'erano più difficili da trovare, delle grandi alternative. Sì, però sinistro hanno giocato degli adattati quest'anno, e che non è meglio sempre trovare un piede proprio puro, naturale, sinistro naturale. E se mi permettete, io prenderei un altro centrale ancora, perché sì, forse un terzo, perché quest'anno ha dimostrato poi nella parte finale che l'infortunio di Somma, ceduto a gennaio, la squalifica di Lorenzini, alla fine il Catania ha dovuto giocare. Tra l'altro ricordiamo Lorenzini a 3 giornate sempre super partes, oggi è entrato nel gioco, l'abbiamo incolosato. Voglio dire, io faccio una riflessione anche dal punto di vista numerico, per quello che ti ha ingolosito la cosa. Allora, andiamo al centrocampo, che è il reparto quello più affollato, più delicato, dove bisogna trovare la mente, il costruttore di gioco, l'ingegnere. Chi non resta? Alessandro Russotto, Simone Buffa, Simone Baldassar. Forti dubbi anche su Di Grazia. Poi il vero punto interrogativo è su Lodi. Lodi continua a giocare, Lodi eventualmente non titolare. Se Francesco rimane deve restare nell'ottica di non giocare titolare sempre e di non fare lo stesso campionato che ha fatto quest'anno, che è un campionato
diciamo unico nel suo genere, 39 anni, giocato quasi tutte le partite da titolare, è arrivato davvero quasi stremato alla fine del torneo, ma sempre molto attento e molto lucido, ma stiamo parlando di un campionato dove la velocità di esecuzione e dove il punto nevralgico del campo è lì in mezzo. Permettetemi di dire... fare il titolare ancora in Serie C, Lodi? Ma non so come sta fisicamente, c'è giocato, è uno che si sa mantenere anche nel mangiare fisicamente, comunque negli allenamenti era sempre uno che non perdeva mai un allenamento, bisogna capire come si sente lui. Sicuramente devi affiancarlo come lo era affiancato in Serie A da dove me Marco Palermo rimane? Sì, stavamo arrivando a chi non resta, esatto. Ora andiamo a chi resta. Permettetemi di dire su Lodi, io Lodi un altro anno me lo terrei, perché nel progetto, nello sviluppare questo progetto potrebbe essere Angelo, una chiave. Io me lo terrei nei prossimi 10 anni. No, io sto parlando Francesco Lodi, tra giocatore e dirigente. Il fatto è capire se lui riesce a calarsi in una realtà diversa. Però è un profondo conoscitore e siccome questo progetto parla di catanesità e lui è diventato un catanese di adozione, allora io in quest'ottica terrei ancora e farei portare per mano la squadra Francesco Lodi nel senso dell'esperienza, nei consigli, nella capacità di supportare e sostenere anche quando ci saranno momenti di difficoltà i ragazzi che sono in campo, anche se non dovesse giocare tutte le partite da titolare, però un uomo come Lodi io personalmente per la serie dei miei primi 40 anni non ci rinuncerei. Chi resta? Giuseppe Rizzo, Marco Palermo al 100%. Punto interrogativo su Vitale, perché non è del Catania, è della Sampdoria. Si cerca di capire che tipo di futuro ha la Sampdoria, che rischia il fallimento. Quindi se la Sampdoria dovesse fallire ci sono più possibilità che Mattia Vitale resti al Catania. Ricordiamo un 2004, ha fatto molto bene quest'anno. Quindi se abbiamo escluso da questa griglia 4 protagonisti di quest'anno, ne devono arrivare 4. È matematica, quindi ci vogliono 4 centrocampisti sicuramente. E allora aggiungiamoci i difensori che abbiamo detti altri 4 in difesa e sono 8. Serve un portiere, due portieri sono 10, quindi stiamo facendo una squadra nuova. Attaccanti. Andiamo agli attaccanti, ancora c'è da lavorare. Vedendo un Catania a vincere il campionato. Allora 2 minuti per l'ultima schermata. Qui abbiamo 10 giocatori. Allora chi è il reparto non... più affollato, no? Esattamente. Chi non resta? Jefferson, De Respinis, Forchignone. È un peccato che non resti Jefferson. Lo so, però siamo sempre nelle scelte. Okay. Allora, chi non resta? Jefferson, De Respinis, Forchignone, Sarno. C'è l'incertezza dell'infortunio. I problemi fisici sono stati numerosi. Chi è in bilico? De Luca, Giovinco, Litteri. Chi resta? Russotto, Sarao, Chiarella è da discutere con il Pescara, perché sappiamo bene qual è la situazione di Chiarella. Il ragazzo però ha ribadito ancora una volta e vuole restare a Catania. Allora io sono... Quindi chi resta? Nel gioco, Sarao, Russotto, probabilmente Chiarella, in dubbio abbiamo detto Giovinco, De Luca e Litteri, gli altri tutti via. Allora, ho un'idea difforme. E Sarao resta? In 30 secondi, Angelo. Resta Sarao, potrebbe restare Jefferson, lo mette in dubbio, ok, d'accordo. 0%. Sì, 0%. Salta Giovinco, per quanto mi riguarda. Rimane Chiarella se c'è l'accordo del Pescara. In forse Litteri, ma 51 rimane, 49 va via e ovviamente Sarao rimane, tutto il resto... Quindi qua ce ne vogliono 5. Tutto il resto 10. Andrea, facciamo finire. Andrea Russotto resta abbiamo detto, per dare un contributo non da titolare 20 sempre, minuti a spaccare lo strappo della partita. Quindi cosa significa questo? Diciamo 4 attaccanti. 4 attaccanti, più 10, 14. No, stiamo facendo una squadra nuova. 4 attaccanti di cui un bomber vero, cioè un bomber 2 giocatori che insieme mettono 35 40 gol. Perché Sarao stiamo parlando veramente di due... se vuoi vincere il campionato di Serie C ci vuole questo. Allora, no Giovanni, questi sono i desiderata evidentemente. È un gioco, chiaramente. È un gioco. Allora, vediamo che cosa saremo discostati poi a settembre.
Mancano 3 secondi, siamo puntuali. Devo ringraziare Giovanni Marchese che è stato così gentile e cortese di essere con noi stasera per l'ultima puntata di Corner stagionale. Poi a settembre saremo di nuovo qui. Speriamo. Speriamo, perché no? Dai, Noi invece continuiamo alle 2:30. Noi continuiamo con anteprima Corner lunedì, l'altro lunedì no, perché ci saranno i dati elettorali delle amministrative. Anche sotto l'ombrellone continueremo. Saremo sotto l'ombrellone a raccontarvi cosa succede. Li possiamo ringraziare i telespettatori per la pazienza che hanno avuto. Io ancora oggi in giro per Catania ho mogli disperati che ovviamente sono costrette a vedersi il corner di adesso lunedì. stanno un po' tranquilli per qualche settimana, dai. Saranno un po' tranquilli, i mariti possono andare tranquillamente in ferie, in vacanze, dedicarsi alle mogli il lunedì. Noi torniamo a settembre, ma dobbiamo ringraziare questa platea enorme, Giovanni, che ci ha seguiti. Lo dico per tutto il comparto sport di Telecolor, che quest'anno ha avuto davvero una eco importante grazie al nostro editore che ci ha permesso di entrare nelle case di centinaia di migliaia di telespettatori che hanno potuto vedere il Catania in qualunque parte del mondo. Potevano raggiungerlo con un telefonino, con un iPad, con un sistema con qualsiasi informatico. device collegato e questo a internet. E per noi è stato davvero un fiore all'occhiello, che è un prestigio che abbiamo voluto condividere con chi ci ha ascoltato. Allora, Grazie. Grazie a tutti. Grazie, però prima di salutare e di dare la buonanotte ci ricordano anche da casa che Con va l'ottimo Micale, che va ovviamente. ringraziato anche Angelo Micale, che è stato il nostro compagno di viaggio fino a qualche Volevo settimana che lo fa. facessi tu, io l'ho fatto E allora, al tempo del congedo. grazie anche a lui, grazie, ci scrivono tutti da casa, una buona serata, un saluto speciale a chi ha contribuito evidentemente alla realizzazione poi di questa trasmissione. Ringrazio Roberto Stramondo che stasera è stato pazientissimo in regia, Gaetano Marano e anche tutti i tecnici Massimo che ci Cerao, sono, quelli che sono stasera, ma tutti quelli che ci hanno seguito sempre per bravissimi. l'intera stagione. Ci rivediamo a settembre. Ci vediamo a settembre, buonanotte e buon calcio.